Cari amici, ben ritrovati e buon inizio settimana a tutti. Nel cammino della nostra rubrica 2 a 2, che ormai ci sta già facendo conoscere quasi tutte le vocazioni che compongono l'armonia, la comunione della nostra Chiesa diocesana, oggi ascolteremo il contributo particolare del diaconato permanente, ascoltando la testimonianza di Claudio Foltran da Pieve di Soligo. Scrive Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti: la statura spirituale di un'esistenza umana è definita dall'amore, che in ultima analisi è il criterio per la decisione definitiva sul valore e il disvalore di una vita umana. Tuttavia, ci sono credenti che pensano che la loro grandezza consista nell'imporre le proprie ideologie agli altri, o nella stessa difesa violenta della verità, o in grandi dimostrazioni di forza. Tutti noi credenti dobbiamo riconoscere questo. Al primo posto c'è l'amore. Ciò che mai deve essere messo a rischio è l'amore. Il pericolo più grande è non amare. Ascoltiamo come la presenza e la testimonianza dei diaconi permanenti nella nostra Chiesa diocesana ci ricordi davvero che al primo posto c'è l'amore, il servizio. Ciao a tutti, sono Claudio Foltran della parrocchia di Pieve di Soligo, ho 57 anni, sposato con Annalisa e padre di 2 figli, Luca e Giulio di 29 e 25 anni. Sono stato ordinato diacono permanente il 27 settembre 2020, insieme ad altri 3 diaconi, Alessandro, Vincenzo e Amedeo. La prima nota che ricordo è una nota stonata. Quando il mio amico Giuseppe Gagliano mi chiese per la prima volta di fare il cammino insieme verso il diaconato, la risposta fu secca: no grazie, sono a posto. Non c'è niente di peggio che dire di no al Signore. E così, a distanza di qualche anno, il mio parroco, Don Giuseppe Nadal, mi ripropose la stessa domanda e questa volta non ebbi il coraggio di dire di no. E la mia risposta fu: ci penserò. Altra nota che ricordo è che in quel tempo stavo vivendo una inquietudine del cuore, direi una sana inquietudine, che durava da qualche mese. Un po' come dentro un brano musicale, ascoltiamo un crescendo fatto di accordi dissonanti e poi finalmente si arriva al vero motivo musicale, quello che rimane per sempre fisso nella mente e nel cuore. Ricordo ancora, un'altra nota, che è l'affetto e il sostegno di tante persone, a iniziare dalla mia famiglia, i colleghi di lavoro, gli amici e tante persone della mia parrocchia. A tutti, di vero cuore, dico grazie. Credo che una vera vocazione debba nascere dentro e per una comunità, un po' come avviene dentro una grande orchestra dove tutti i suoni hanno senso di esistere per un'unica sinfonia. Credo di suonare in un'orchestra il contrabbasso, uno strumento che normalmente non si trova nelle prime file ma sta dietro un po' nascosto, ma con il suo suono sostiene e dà il ritmo a tutta la musica. Così credo debba essere il diacono, un po' dietro, nascosto, ma con la sua presenza, la sua testimonianza, dia il ritmo alla comunità e soprattutto ad ogni persona che incontra ogni giorno nella sua vita quotidiana. Non ho una canzone preferita, mi piacciono tanto i grandi cantautori della musica italiana perché sanno dare sostanza e spessore alle parole. Altresì mi piace moltissimo la musica sinfonica classica perché trovo che riuscire a
mettere insieme tanti suoni diversi e creare un'unica sinfonia sia qualcosa di davvero magico, direi un capolavoro. Un po' come Dio fa con ciascuna delle nostre vocazioni, così diverse fra loro, ma messe insieme, ecco, sanno creare un'unica grande sinfonia. La mia vocazione al diaconato permanente si innesta in una vocazione, sacramento, già presente, il matrimonio. Il diaconato permanente non toglie nulla al matrimonio, anzi lo arricchisce donandogli nuova linfa. Essere sposo di Annalisa è già un'avventura stupenda. Condividere con Claudio il dono del diaconato è una ricchezza che stiamo scoprendo giorno per giorno e che supera anche ogni nostra aspettativa. Davvero. Quindi, per me e Annalisa, 2 a 2, prima e a maggior ragione anche dopo il diaconato.